Una grande sorpresa per quello che è stato fatto qui in questa regione, nel Veneto. Non soltanto sul piano organizzativo, che ormai è un consolidato storico, ma sul piano anche delle attività. Oggi nelle prime 6, ad esempio le staffette, ci siamo trovati ben 4 squadre venete. La prima, la terza, la quarta e la sesta, se non erro. Il Veneto ha dimostrato di saper esprimere tra Marostica, del Treviso ovviamente ultralight, Vittorio Veneto e Padova, un'eccellenza anche a livello nazionale, a livello giovanile, che dà ben sperare anche per il futuro. Io credo che uno dei compiti di un'associazione sportiva dilettantistica, oltre a far promuovere lo sport e far gareggiare i giovani, sia proprio quello anche di organizzare. Far parte di una federazione vuol dire far parte di una famiglia. Far parte di una famiglia vuol dire assumersi anche dei ruoli. Uno dei ruoli è quello di organizzare le manifestazioni. Se nessuno le organizza, la federazione da sola non potrebbe mai fare questo. E quindi noi lo prendiamo come un nostro dovere organizzare delle manifestazioni. Poi c'è anche l'orgoglio di avere dei bei posti da far vedere. In questo caso da tutta Italia sono venuti. Ormai il luogo qui del lago di Santa Maria è conosciuto un po' da tutti. È un luogo adatto per fare triathlon perché in qualche maniera si presta abbastanza facilmente a chiudere la viabilità. Non ci sono grandi mantelle per fortuna, anche se poi c'è sempre qualcuno che ovviamente ha qualcosa da obiettare, ma noi tiriamo dito per la nostra strada, crediamo di fare un grande servizio anche di immagine del nostro territorio. In futuro potremo organizzare qualcosa di più importante, magari gli europei, l'abbiamo già fatto nel 2009, perché no ancora? Siamo all'ultimo weekend di questa splendida estate coinvolgente. Oggi la gara vede tantissimi giovani, quindi è particolarmente emozionante per noi vederli così coinvolti, tenaci, pieni di entusiasmo, insomma, e di passione per questo sport. Certamente io volevo anche ringraziare tutti i volontari, tutti gli organizzatori che hanno, diciamo, supportato questo sforzo enorme collettivo che è stato questo, diciamo, impegno di quest'estate in 3 weekend. Complimenti a tutti quelli che hanno partecipato. Una bella soddisfazione perché ospitiamo una bella soddisfazione per Tom e Revine, una manifestazione che dà l'opportunità a questi ragazzi di esprimere ovviamente le loro passioni, di esprimere il loro sacrificio, che non è poco, soprattutto con queste giornate così calde viene fuori proprio tutto il loro entusiasmo, il loro agonismo e la loro voglia di partecipare. Raccontare questo evento è sempre una cosa bellissima, perché già raccontare una gara di triathlon, per me che sono stata triatleta, vuol dire saper raccontare quello che un atleta può trasmettere, può vivere in seguito a allenamenti, a momenti dove ognuno ha il suo obiettivo. La cosa più bella però penso proprio sia raccontare la gara dei ragazzini, perché si vive proprio a pelle quello che è il loro entusiasmo, le loro paure in base all'età, l'adrenalina che casomai neanche loro stessi sanno gestire, però diciamo con proprio quella nota goliardica di divertirsi ed essere tutti amici, per cui l'atmosfera che si respira è unica e diventa anche facile vivere una giornata di festa insieme a loro.